Mi vergogno, ma vabbè, continuiamo il percorso su lingua, identità e cultura che sta andando un po' a ramengo in Sardegna. Niente, abbiamo cominciato con Bartolomeo Porchetto appunto ad affrontare il problema della lingua sarda, abbiamo affrontato l'aspetto diciamo geografico e territoriale della Sardegna che appunto i sardi si dimenticano, ecco. E adesso continuiamo ancora con la lingua sarda. Quello che appunto io mi vergogno di non parlare il sardo, ma purtroppo è successo questo a casa mia, insomma mi hanno tirato su in italiano e quindi però appunto è vero che la lingua è una parte della cultura, è una parte dell'identità. Quello che rimane se si perde la lingua è soltanto, diciamo, dell'identità sarda, della cultura sarda rimane soltanto il folklore, e questo non è bello. Comunque oggi abbiamo Giuseppe Corongiu, introdotto da Lucia Possu, che appunto già conosciamo perché insomma è venuta diverse altre volte ad Ardauli, ospite del coro polifonico. Allora, Damiano mi ha parlato di questo libro, ha detto se tu te lo leggi poi, cioè, ma non... Dice però è un po' un problema perché è difficoltoso, è tutto in sardo, è un giallo a quanto ho capito e comunque adesso mi accingerò a leggerlo. Buona serata. Grazie. Cominciamo. Tanto torniamo grazie all'amministrazione comunale di Ardauli, a Sanadu che è un libro difficile ed è ordinario che tutti i libri sono difficili e tutti sono facili. Basta di cominciare a berisi una pagina fatta a satira e leggese. Non è facile, io pure sono stata pesata in italiano come di tutta la generazione mia, ma vi proviamo. Puite salimba e sesadomo. Este dotto salimba, este dotto sadomo, savatria, este calesisia cosa, este dotto. Peppe Corongiu, cominciamo da Attie. Tu sei un dirigente dell'amministrazione pubblica, giornalista, scrittore, studioso e sei un attivista della lingua sarda. Ite che narre questo, ex attivista, esa polemica, gusta siamo già in polemica, a metà che non sono beninde, non viene e dobbiamo essere bonos e quietos e tranquillos, so brullende. Has scritto me da posa lingua sarda comuna, has cercato di non dare una norma ortografica comune. Ed io penso che questa è una cosa di impoltumanno, poi è una cosa di impoltumanno. Poi se noi sinuamo una maniera comune di scrivere, una maniera unica e comune di scrivere, la lingua nostra non è una lingua. Il testo è una lingua, su saldo è una lingua, la lingua è un strumento che ci permette di fare dare, di fare qualsiasi cosa, di fare dare di donzi cosa, di donzi faina, di donzi manizzo, non solo del suo passato, del suo tempo su chi vidi, ma del suo benidore, di filosofia, di storia, di tutto su chi querimoso. Questo è un libro di impoltumanno, Peppe, deo volnaro leggidelu, è un libro lungo, ma in oghe agattades tutto il suo pensamento di Peppe Corongiu e volnaro buite. È un libro di impoltumanno che è scritto in sardo e dimostra che su sardo è una lingua, un strumento e noi con su sardo possiamo fare dare dedotto. È un romanzo distopico, il terenare distopico, è un giallo.
non possiamo narrare meno di questo libro che voi dovete leggere, ecco. E tanto di Bolnaro pezzi uno pace cosa, siamo in Sardegna, siamo in Castello, in Salbidasa a Facca de Castello e in un'altra idda che può mi este Laconi, forse si este Laconi, ma non li schimoso, questa idda non si scrive. Non si scrive, è calchiato il logo, è calchirosa, insomma, ma può mi este Laconi comunque. Calchiato il logo che si ha scoperto leggende su libero, siamo in su 2030. Sa Sardegna come in este tenete tutte le difficoltà, se sono problemi, se chi tenimoso come, chi tenimoso oe, e beste però questa intelligenza artificiale. Succede questo protagonista, che per me però non este isso su protagonista, poiché su protagonista in noga este sa Sardegna, o mezzo su, este sa patria negata. Sa Sardegna come te patria boida e negata. Dunque, Elias De Sanai è un giornalista, come da speccoso e fiscioso e caliguno figuro, e davvero. In un certo momento agattano questa pisetta molta, a sutta de su, a sede mesu de Castello, e su chilca da de scoprire il successo. Non sfrimamoso. Un romanzo di Impoltumano Puite è scritto in saldo, in una lingua bella. Un ziberaula è chilcada, è bene amanizzata, è un libro bello. Ed è di Impoltumano po' tutto su chinarras in questo libro. Ha scritto Mede, su 2019 ha pubblicato quest'altra regorta de contos, metropolitania e altros contos topicos, distopicos e utopicos, poi tesa limba è un strumento e poi podimos fai dare dedotto, e in noghe veste tutto su chi pensa desa Sardegna. E come vamo a vedere i testi questo. Elias De Sanai, questo giornalista che è in briga con sa femmina sua, è un vago revesso, poi te stesso narramos su protagonista di questo romanzo, poi te ha chilcato un giornalista che si impolto del giornalismo in Sardegna e questo Elias De Sanai, che è simpatico meda, pure che sia del vago con che da noi si narramos, voi si come te narrades? Con Chitta, che est. Sento la pressione. Peppe. Grazie a Lucia Gossu per questa bella entrata ci ha fatto, ma ovviamente da rispondo a Società, ma prima di rispondere placidamente a tornare grazie a amministrazione comunale, a Saprolocco, per questa presentata intro di questo cartellone con questo titolo meda impegnativo, no? Con cali sardità, insomma questa è una cosa interessante in meda. E mi pare che su contributo ci potevo già, e s'aggiunto ci potevo già con sa presentata di questo libro, è proprio questo di andare un po' contro sa corrente normale, sul conformismo, a s'idea, cioè un po' evocando proprio sa sardità in Sardegna, insomma questa sardità di noso e mano nostro so anta sempre conosciuto, in suo senso che questo libro cerca di presentare questa sardità come una cosa normale, non folcloristica, non esotica, non mitica, una sardità di normale, cercando con una lingua normale e contare un conto normale. Questo romanzo si poteva scrivere in qualsiasi lingua europea ci sia d'accordo, può essere scritto in italiano, in inglese o in francese, è scritto in sardo, buono conto, ci puoi sapere, ma non sicuramente può una militanza politica ma anche culturale. Quindi quando cominciavo a scrivere questo romanzo non pensavo di fare un'azione politico-linguistica, ma pensavo come ogni creatore, come ogni artista, proprio di ingendrare sia da narrare in sardo,
generare un'opera d'arte, perché poi a Salvini un romanzo questo è. Sul romanzo cominciavo a contare di Lucia, conta da proprio Ispeleas, Isfainas di questo personaggio, questo Elias de Sanagi, questo è uno picciocco, nasce in una ida dell'interno, ci non si sciri bene, è due ipotesi ma non si sciri. Assumando in sul romanzo non è mai scoviato che lei saida, però uno vuole indagare, vuole da freguare. Ci è tramutato in castello, vai su giornalista, in questo blog, l'azione del suo romanzo è del 2030 a su 2038. Este su momento ci su questa grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale che è cominciando come questo anno proprio all'ompio proprio sa rinascita umana e dunque si entrando proprio a intro della vita di ogni giorno finché a intro delle aziende, delle imprese e dunque a intro delle aziende giornalistica spuro. Difatti si dovrebbe in un blog in una testata giornalistica che si legge in suo computer, in suo laboratorio, però a differenza dei corsi che ci conoscevo che altro si potesse castigare una notizia sul computer e besse di sa fotografia oppure su video, questo blog già che questa tecnologia sta andata in antisimeda funziona da con isologramma, se non ci hai mai bio che l'incun ologramma da lui, io mi ne ricordo sempre uno a Praga, il suo museo del Kafka, dove due ologramma, non di Kafka, ma di sua sposa di Kafka, di una ci fu innamorata di esso, e dunque si immagina sia questa tecnologia ti porta proprio a intro di questa notizia, non è leggi una nuova sul presidente sa giunta Solina sa perdu il consiglio regionale va con voto contro a una minoria decentrista sa ci orienta su stadio e bessi di Solina esatto sa intro di Solina e si va di case proprio a intro di questa questione no? Quindi è una maniera questa ci antagattavo fa entrare poi aiutare sul giornalismo a entrare per uso e in questo a rispondere a questa pregunta ci mi ha fatto Lucia Puro, poi un giornalista, e finché sono un giornalista intro di queste questioni tecnologiche, proprio poi che scommente idea mia, questa lingua, questa cultura sarda, l'idea mia è che l'identità di sarda è sempre stata questa, finché quando fui un attivista linguistico prima di mi dimettere, secondo me l'identità di questa lingua sarda può durare, può andare innanzi, può non morire come morendo, deve essere a intro della contemporaneità, della modernità, cioè non potete essere una cosa della tradizione, del suo passato, del suo contenuto, perché questo tanto queste la buona entra in un museo, sa lingua, ci non si può da bruso, si osserva, però non è una cosa via. E dunque se ecco poi in sconto mio a porta sa gente di questo mestiere su un pago, su meta modernizza porta sa pensa se fantascientifico, fonti giornalisti, fonti astronauta, fonti insomma cercando di evocare proprio questa questione. La particolarità di questa esperienza di Elias è cosa che non mi interessava a contare i sconti sull'esperienza di un eroe. Dunque se Elias commentano lui, tenete poi mancare in dose regionali, tenete un montone di pecche, di vizi, su posto si dà da recuperare su babbo, perché su babbo è uno dei suoi principali, io ci conto a me in vita sua, ma penso se in città, però io sono tanto bene questa cosa che è su babbo, ci dà da cozzare, da pragire, a se tu fai su posto con il scosta sua, però non c'è riesce, tanto non fetti brigata con sui giornali, ma brigata con i altri puro. Però non è problema se con sui giornali puro, come giornalista, noi siamo giornalisti bravo meta, non riesco a verità, si fa di un montone di errori se quando sbaglia, si discaresce di affreguare notizie, se dunque ad avvinicare un montone di querela di un montone di gente, finché gente importante in Sardegna in questo momento, e tanto a timio questa cosa, timidi di andare in tribunale che lo condannano a pagare un montone, e se sta incunciato in domo, e 3 mesi si serrava in domo avvettando questa cosa. E poi in un momento poi in Sardegna hanno reso questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale è andata in antisi Gasimeda, tanto che
uno sozio de imprenditores sardo, cioè si nata consorzio venitore esoliano, in pari con una multinazionale cinese, poi stai spiegando sul libro vita cinese, dove tutta questa questione geopolitica, ma che in nostro si usa a travarti del suo mondo, hanno fatto una proposta, per la prima volta in suo mondo, di sperimentare in Sardegna proprio una faina, un meccanismo, un ordingio, ecco, si era pensato, un ordingio di intelligenza artificiale si possa servire a migliorare il suo luogo e da essere, da sostituire con un'applicazione informatica, sa giunta regionali e sui consigli regionali, avere con questa intelligenza artificiale con un computer, assumere questa Sardegna potrebbe essere governata non va come su dei commenteste. Un esperimento ci fa da regionale in tutto il mondo, questa è una cosa, ci insegna questione in tutto il mondo di questa cosa, che proprio si tu immaginate, proprio in Sardegna si sperimenta da sapere, poi sul libro è contato in Sardegna. Si sperimenta da questa cosa, poi via con questa intelligenza artificiale si riesce a governare in mezzo. Non si può che queste due cose, cioè sul progetto Pigra, come ti segnalato in acronimo, sul progetto delle intelligenze artificiali in sul governo e sa vita personale di Elias si intraverano a pari e si arriva da poi a uno a suo svolgimento di questo romanzo, perché a un certo punto questo giornalista sta correndo in domo, che dimmi di questo preto, dimmi di queste sentenze dei giudici, Luzzerri ad uno vice direttore del suo giornale ci si innamora e dice, ascolta Elias, mi divari male che si correva in domo, si nato in sardo, forse si donava sulle prove, fuliava come un battili, se sfuliava in domo a correva come un battili. Ti ha questa possibilità di essere, di reagire, di fare qualunque cosa, tanta realtà questa picciocca morta, asciutta del sasse mediano in Castello, mi pare di che questa non è una picciocca del malo sentito, non pari, è tutto bestia bene, brunda, bravo, insomma, pari di una de pammentuato, de sprimudomo, no, non pari di una. Vai e cicca de freguai, de indagai, de scorrofeddari, bocandi una storia giornalistica de gudda del giornalismo ci si scrive da un tempo su e contavo su a tutti i giorni. E tu che sai, Elias, e comincia da questo viaggio, impari con questo conto e con questa intelligenza artificiale. Se sono arrivato a pagina 3 del suo libro, non a casa scoppiamo. Però siamo in nove. In nove. Questo è un romanzo ironico, a ridere pure. Si identità. Elias è un uomo nascido in questa idea salvida, sono precisa a salsittate, si sono usate si cosa, come cabese la globalizzazione, tutto arriva in tuttue. Ma Elias è un nascido in una idea, chi è andato a stare in Castello. Come mai? Isso di nueste, este de Castello, ite si intende disso? È un uomine de idea, un uomine de cittade. Qual è l'identità nostra? Io ti lo dimando che io sono nascita in Castello, sono sempre vivita in Castello, ma non ero mai che sono di Castello, ed è una cosa strana mera. Ma la cultura mia non è scussa, la cultura è la cultura della idea de mamma e de babbo mio, della gente mia, della storia, sono sconto della idea mia. Qual è l'identità di questo Elias, che non si acciappa in questa città? Intanto si deve scovare una cosa, perché prima che tu non la scomprendi. Deo non sei Elias. No. Deo sei un metamenggio su Elias. A me sei un uomo veramente. Tu cosa Deo ti posso contare se ci pensa di Elias, però non è che posso. Insomma, no, stiamo brillando. No, Elias. Come ti fui dicendo prima, mi interessa raccontare su conto di una sardità verdadera, di una sardità bella. Dunque, io non ci mai di contare i personaggi del mito, della storia, del bandio, su Reina, del Monte, Pastorio, che ricordo dei Pastorio pure, però come testa veramente, non come te lo contate. E dunque, Elias, secondo me,
rappresentai un poco come te funti tutto il sardo, i sardo possono essere di ogni luogo, possono essere di città, possono essere di ida, no? E questo sul romanzo, ma vinse sconto su 2019, un poco ci canta dettare un ponte puro, no? Tra la città e i vita, la letteratura sarda. Ma scamente cosa in sardo a contare me da sconto di ida e pago però è andata in città. Invece se devo, se non nasce e pesavo in una ida, poi mi ci sono tramutato in città, comprendo vivo e stimo questo due mondo, sto tra i due, non è che uno mi va per spago del stato, fa in parte della identità mia. Non uscivo Elia se ti da pensare così, da toccare non te ne stai pure, però sicuramente isso bifi di questa cosa come un viaggio, no? Uno spostamento, a un certo punto dessa inchiesta poi è costretto proprio dei suoi giornali a tornare a vita sua, da una cosa ci aggancia da questa questione della vicioca morta e poi in questo momento poi questo momento di un bilancio puro, no? di questa idea, però senti sappi di sicuro che è vero che esiste di sospopolamento dei vidas, è vero che è un problema storico, finché come le città in Sardegna si punti concordate con il suo territorio, però è vero pure che oggi in dia il sospopolamento non pertocca da bruso veti ai vidas, ma funti spopolandosi ai città di spuro, perché la Sardegna una volta ci finiva, il boom economico si rinascita, si aggiunge, ha reso sempre dei contributi che ci arriva da questo Stato, da questa Europa, da questa regione, eccetera, e perdendo proprio questa realtà economica. E dunque a Savini poteva narrare che il problema se ci pertoccano come pure i vita, senza contagiare pensa le città, no? Questa pandemia adesso Covid finita, ma questo adesso spopolamento secondo me ha da seguire a girare. Però credo che poi a Savini a Issu a Elias pagano di importo di questa cosa, perché a Issu usciti che è un uomo in adesso che tiene problemi di equilibrio con la famiglia, equilibrio con la vicioca, prima non sapevo contare che adesso è serrato in domo e bifidi con quest'altra collega sua giornalista, però non hanno a metà di accordi, dopo un amore di questo su man, su passionali, se ci è contato tutto in suo libro, bifio tutto appunto in questa città tra baci e musica jazz, no? Come è andata di moda in Castello finché a Pagano, come invece non hanno più di accordi, e dunque si tiene questo problema, si vince intro del domo, e tutto questo treolo ci porta da intro a Savini di fai però un antieroe ci aveva tutto il nostro si poteva riconoscere a parte Deo come te da una vita Deo se non me da meglio su degli suoi tutto esatto dei sfizi sua potete alternare con l'italiano per cortesia perché c'è una signora milanese una spagnola. No, per me no perché io così penso che l'alternanza, il plurilinguismo sia fondamentale. Io ho studiato lingue per una vita e ho insegnato lingue per una vita. Trovo abbastanza sgradevole, mi spiace dirlo, questo insistere soltanto e adoro il sardo, io frequento Ardauli da 23 anni. Su saldo è una limba, su libero è scritto in saldo, noi si non possiamo vedere in italiano, non si scusa ma non faghe, no Poi vedete la quantità. Avete l'occasione per sentire almeno il suono del sardo, dai, almeno quelli. Poi in italiano vi dice, poi vi traduciamo qualche tutto intervento in italiano si può. Sì. No, ma è una questione di Se vi mi stato in Francia, a mi si fa dato in francese e nessuno non si è nato nuda. Siamo in Sardegna e dobbiamo vedere in saldo. Non si scusate da benissimo. La lingua ufficiale dell'italiano, io lo parlo il sardo, tra l'altro. Sarebbe stato interessante, siccome rappresentate i due blocchi fondamentali, il campidanese e il vudorese, avrei visto volentieri uno della lingua di però Mesania, la presentazione la facciamo anche l'ardaulese.
tra l'altro. La presentazione la facciamo noi, poi le raccontiamo tutto in italiano. Su folklore, Questo va libro, presa in giro per chi ascolta, non si può fare un'osservazione. Abbiate pazienza, solo Ha un'osservazione. interrotto una Guarda, presentazione. io me ne vado, è una questione di Va bene. educazione minima. Non si guarda mai chi sei in fondo. Questo con il catalano ha successo esattamente uguale. E l'unica formula è come fai. Tutto in sardo. Certo. È finito. Vanno Grazie. via, vanno via. Grazie. Su folklore, su folklorismo. Damo so veda documento una cosa vera. Folklore è quando non bendimoso a su turismo, quando non bendimoso a su sistranzo su chienidi, su carrasegare dei stiu, tutta questa cosa ne mi fai dente con Mario. Ma bada una parte che podimoso narrare cultura che mi piace meda. Quando noi si facciamo parte dei so scoros, dei sol sozio del ballo, so spizzino so ponene sol bistire se dei salbita sinsoro, ballano, cantano, pure si lo vagane a sopra di un balco, questa è cultura po' mia, che isso si intende parte desa Sardegna, parte desa comunità. E dunque quando vediamo so de folklore non devi so fuliare dotto. Qualche cosa è stato in poltumano. Un paio di anni fa che in una scuola di Nugoro, qualche bisetto si è esposto sa vestimenta antica sua, poi rezzire nominamento guia. Mi sono vista su una canta de malasperaulas contro questa questione. Ma su spisedo se l'hanno fatto, poi te poi so fidi metà bello, fidi de rezzire su chieniti. E tanto attenzione quando fai de folklore, che adesso una volta è vera, insomma so di accordo, ma beste pure finza sono una parte bella de cultura de subenidore pure ed è in poltumanno. Sei d'accordo? No, sei d'accordo in tutto, non tengo nulla da aggiungere a questo. Di sicuro non è su nemico della lingua sarda non è né sa tradizione né su connotto sardo né però non reso che sa lingua in questo mondo su due giai non è che non bisogno di essere imposta il suo problema è che lui si sa fuori scusate mi sono scaricato del resto del telefono non tiene bisogno di far entrare questa lingua sarda nel suo mondo del suo folklore, questa tradizione popolare, questa due già in Areuso, no? Però questa questione è un'altra, che invece quando si sa fuori di questo mondo può entrare in questa vita normale di ogni giorno, tanto su sardo automaticamente scompari, e non è in questa messa scantata, come questa. È difficile intendere, penso se una discussione pubblica in sardo, poi su sardo è una lingua di confidenza, del domo, anzi sì, ormai essendo a fuori, finché se dei domos puro, e dunque poi si tende di nuovo a pesare i sfigi in italiano, e dunque questa lingua si perde, e dunque siamo d'accordo. Il problema è che su folklore poi è la vita della domenica, della dia, invece nei dia normali, in su traballo, in rapporti, in cose che ci contano, metà in sa vita, su sardo non due pruso, e dunque tocca a pone in pari questo mondo se lo fai a ragionare, ma visto se come non ci sei a renesce, e dunque se poi questo ci mi sei dimentico di queste cose, e mi sei posto a scrivere romanzo che mi conviene di pruso. Questo è un atto politico, deo tirunaro, è un atto politico che due vaeddas e narase che no, ma poi mi è che vaeddas dedotto impitende su saldo. Su babbo di Elias, che si chiama da Virgilio. Questo Virgilio non lo spiega di punutta, è un omine che forse in Sardegna amos a narrare come mi colpasa, omine de gabbale, somine de gabbale, no? Chi è se somine de gabbale? Si studioso, si intellettuale, che si piace però. E poi su sa Sardegna, sa cultura, sa poesia, sa letteratura, i test su connottu. Su mondo dei sos pastores, sa beltula, sa poesia chi conta da sa beltula, è una cosa molta. Invece se po' mie, po' noisi, su saldo este atteru, este sa limba de su benidore, de saldie de gomo e de su chia da bennere. E questo babbo este me da parte des intellettuales nostros,
che, ahimè, trattano su saldo goi. Bene, adesso che su babbo un vago cominciavo a conoscere prima lavoro, no? Io su babbo di Elias, questo Virgilio, fa parte del suo principale da sua vita, è riconosciuto come un grande studioso, un grande uomo, ha fatto suo professore, ha fatto suo sindaco pure, no? Da saida, sistemava mezzo ida praticamente in suo comune, come a volte capita io da un tempo, è come più difficile. E dunque, però sa particolarità di sua, adora da proprio a conto con questa questione che vostri sta ragionando prima, poi e si idea un vago di questa sardità di folcloristica che vostri sinando, che ci ha ragionato un vago, poi Virgilio De Sanai de Ponari è un personaggio che attento a rinascere da me, no? Successo me, da questa i amici sono attento a pazienza di legge sul libro, ogni tanto si picca il suo telefono, mi telefona, Virgilio De Sanai è questo, no è quest'altro, no è questo, e devo a tutto su a rinascere. Secondo me devo se me da me Gesù di Elias De Sanai, non mi ho fatto denunciare da Nemoso, Elias De Sanai non è, Virgilio De Sanai non è Nemoso, funti metasi in uno mancai, ecco, due la particolarità di sì, forse di personaggi ci funti metasi in uno, però sa questione è che mi interessa io da rappresentare sul fatto che finché si potrà assudere poi da questa manifestazione, poi questa sardità è in crisi, poi questa lingua sarda è perdendo sia, poi ausperdi un vago s'arrasto, no? La traccia di questo ci fa un vago e babbonoso. Effetti gruppa del suo colonialismo spagnolo, del suo colonialismo italiano, o dove finse una pago capacità di nostra, dunque sa dessa classe dirigente nostra, dei intellettuali se ci no? Dei uomini di cultura nostra, ci non comprendio commente un vago de pianta vince aderezzai sa questione, poi potrei a suo conto di prima ci sta sardità di effetti sa tradizione, non so vedo questa tradizione, sa dia dessa domenica e poi tutto s'altro dunque si pone su un costumi, si pare che teneva su un popolo, una nazione, una identità, però poi in sa vita normale di ogni giorno questa cosa non torna da proprio conto. E questo non è caso, la cultura della Sardegna, la cultura del suo popolo nostro, attento sempre un grande riconoscimento e finché se un luogo importante a introdurre questa cultura europea, non a volte non so pensato di inventare non scivo detto, ma questa questione dell'intelligenza artificiale di questa Sardegna noi manco sapremo volta ci si da fuori in sfonte come tu scesi che sei più allenata da me pensi senza cultura classica e cose questa è una cosa ci devo una responsabilità di aver scoperto studiando un poco poi scrivere questo libro tenevo sfonte se pensi di dati ellenistiche autori come Pausani, Zenobio ci hanno già contato a uva sa Sardegna e questa questione dell'intelligenza artificiale si funti vostri impari bonari in sfontes delle dati ellenistiche si conta da sempre di questo mito questa è una cosa verificata dai studi, ecco, non so se stiamo parlando di Atlantide o di altre cose, ciao Sergio Frau, questo è un amico mio, questa è una cosa verificata dai sfontes, si conta da sempre questo mito dell'automa Talos, ci fu di un automa scritto proprio un robot, poteva unare del bronzo, c'è il tempo dell'antica Grecia, tenia questo masione, questo compito, del piede pattugliare l'isola, in l'isola del Creta, e del piede pattugliare tutti i soros dell'isola in mare, vita arrivanta pirata, si furanta tutta questa cosa, no? Bardaneri si dedando, ma devo andare più lì giù di questo mito, questa cosa ci mi ha fatto proprio curiosità che questo spirata, secondo le fonti, sforenti sardos, cioè arrivante spirata, non so se ho abituato a Sibia sempre commenti buono, sono questo anzi, bene in noi a furai a noso, che fura bene dal sommare, non è la sua dice, e quindi invece però,
Questo è questo conto che il sardo invece i bardaneri si sono andati fuori in altro luogo. A un certo punto questo tale, immaginate sia proprio un guerriero greco, no? Questo proprio elmo, corazza, spada, tutte queste cose, no? Praticamente io sono pattugliata e poi acciappata ai gusto su. Furono giganti, no? Con froma ai gusto su. Lo sono acciappata e sciesco mentre fai da voglio succire. Praticamente si è stata sul fuoco con su petto. Su. Sa corazza si nata alla conesa, si incravicava, si arroventava. Poi piegata questo si sono imprassata, tutto sono stretto, se questo sono crepante praticamente del fuoco di questa corazza. E tu casa. Infatti uno dei acclarimenti, delle spiegazioni del riso sardonico, uno dei meras, cioè che in realtà se ne sfontente che questo quando morivano a bruciare facevano così e dunque il riso sardonico può essere sì di questo puro, però a parte questo questa cosa ci mi ha fatto proprio impressione, di hai posto già in una fonte di questo tempo impari il concetto del automa, no? Del suo robot che ora potrebbe essere una cosa, immagina sia tanto, no? Impari con questa suggestione dei sardos, no? Poi questo fu di uno gigante di bronzo, dunque si giganti nostri, insomma questa cultura sarda è sempre stata in mezzo di tutte queste correnti, non è mai stata più folcloristica né posta una parte, però è sicuramente tenere scalincone pericolo e secondo me questa ricetta, questa megina con di essi riesce a fare cose normali, come un romanzo in sardo, non è vero che è difficile a leggere, sinaro che non è vero, infatti è scritto apposta proprio per tirare sul lettore questa lettura intro, quando si agatta da un vedo difficile basta da vettare in un vaghetto che voi due la strategia scrittoria come intesinata per vai a comprendere è curata a me da questa idea proprio di una lingua ci potete essere ligia dedotto in ogni luogo in Sardegna senza che stiai Logudoro, Campidano eccetera eccetera sì che in un modello letterario ci uno va in Sardegna ha sempre girato ecco. Poi secondo questa interpretazione del autore vuole piace o non piace questo ovviamente poi Cinedo Ligide è sempre la ragione, no? In questa cosa. Però l'idea è proprio questa di essere fuori di questa Sardegna. Ecco, ci deve piacere una risposta sul cartellone di questa iniziativa che le sardità, di cosa normali, di ogni ia, di seguire che stiano in domo, di dove vai in scuola, cioè ci sono sardo effetti una messa cantata tanto papeccai sarebbe italiano e sicuramente su peccao e me da mangio su da San Missa tanto si può peccare con la lingua prendi non possiamo scontendere tutte queste avventure, so scolpo di scena che bisogna in su libero, leggidelo, siamo girando a tutto del su libero. Siamo il malaido di antropologismo. È un problema questo, è un problema manno. Lo spiegate su connotto, su tempo andau e su benidore no. Tempo di molfaghere come? So girende in tundu, non so vai dente de su libero. Mi piace me da de su libero, quando tu fai da sa de casteddu, mi piace che ha bisogno sos problema sa de casteddu, il caro vita. Su problema de saldomoso, sa periferia, su centro, sa musica jazz, su traffico, su buldello, su sfiago, su queste sa città de Bera. L'ha fatto prima de Attie Sergio Azzeni, che nos ha contato un castello, non solo sa periferia, sa Salbida, sa Cantelbello, stare in Salbida, ma che sono i problemi de castello, sa bellezza de Ismirrionis, bella mariposa, Sergio Azzeni. E non che queste castello come queste Saida, è una Sardegna normale, come te naras tue, ma noi si siamo ancora malati di antropologismo. Beh, io pensavo che mi facessero una pregunta di serottismo di Elias, come, ma vabbè, poi mi da sa fare apposta, antropologismo, questo è già troppo... No, però, te ne sa ragione. Io sono una professora e... ma Dio te può vendere il libro. Nel gonzo. Cioè, questo stemma... Poi da antropologismo e... No, stai brullando, questa è una bella pregunta, dai. No...
Ha mandato questa pagina un poco più spiccante a una pariga su baida. Sì. Poi Maria doveva questione che sono usciti tutti i scontri da questa politica linguistica. No, ti raponavo, devono un po' come se di mito di questo mondo, dunque non polemizzo, bruso, però la questione è che e cosa ci succede ad esempio, ad ogni volta in sul mondo una cultura più forte arriva da contatto con una cultura più debole. La cultura più forte mirada, pompiada, castiada, abbaidada, getta una mirata a pizzo della cultura più debole, sempre con un ogu paternalistico, de superiorità, no? E dunque quando la cultura sarda è entrata in contatto con altre culture più forti, ci può essere quella spagnola, quella italiana, come quella occidentale, in area globale americana, l'idea che questo mondo si fa di una cultura minore, piccola, come questa sarda, non può esserci in un corso, perché ben fuori si cose più distanti, no? Da questa cultura normale, occidentale. Però questa questione non è tanto cosa, ma è la questione è come questa cultura nostra reage, questa cultura nostra come reage, per reagire con questa resistenza, agguantando, no? Invece a noi se braccio dei brusi, con i sogni nostri, questa mirata di gudo su ci si castiante e cominciai a castiare le cose nostre come da scastiante cose. E dunque a noi è tutto, bies le cose nostre con i sogni dell'antropologia esterna. E dunque si bies con tutti i comuni, i stereotipi, ci andiamo a ragionare anni e anni di queste cose, ma noi servivano da proprio perché i sardi sono io a si castiare con questa idea. E come dicevo prima, un personaggio come Virgilio De Sanai è proprio esponente di questa cultura gigastia da le cose nostre con i giochi dei altri. Ci devo castio a Mimi con i giochi di un altro. Ci si intende di vincere superiore a Mimi. Come mi posso castiare? Come uno battili, come uno non valida nulla o come uno curioso, ecco, curiosi, i sardi, papanta su pani carasao, si ballano in tondo. Ecco che questa cosa ci funti però più bella, diventa però su simbolo di questa superiorità dei altri e dunque della disinferiorità di nostra. Cioè, il problema non è che i altri si siano inferiori, è che a noi si intendono inferiori. E dunque perdevo le cose nostre, non le difendevo, però è inutile adunare, da un anno, però i sardi sono seguiti in questo tretto proprio, questa è una ettata, questa è una calata fino a Cabba da Bruso. E adesso che il personaggio sfonti un poco brusa innanzi di questa visione, nel senso che si fonti un poco finché rassegnato, no? A questa cosa. Difatti Elias Puro, che commentano sempre, essendo un personaggio vero, un personaggio fa di finta di scompromesso ci deve fare, sa fila sua, così andai innanzi, sì, no? Conte Senuda. In nove, insomma. Este è un romanzo finza sensuale, erotico. Mela. Elias Este, pippadore, buffadore, femminito. Tutto sospecco so tenere. Sì, è vero, sì, questo da appena adesso mi dà meglio, che adesso questo sfizio non divento. No, vabbè, a buffare non proprio mi piace, buffare bene uno, questo già. Un argomento, come entro in questione proprio da scrittore, un argomento c'è in letteratura sarda, e proso la letteratura in lingua sarda, ci va questo sta più praticato, ci va questo sta più marrao, come ci va stato un orto, è proprio questo del erotismo, del successo, dell'amore. Hanno avuto, ci devono a un certo punto poi pensare, ma adesso in Sardegna prima di arrivare all'italiano la gente non fa da s'amore, non c'è niente bisogno, possibile che in sardo non esiste questa parola, si sfogliano può descrivere tutto sicuramente spipioso nascente tutto che
c'è una cosa, insomma, adesso è fatta prima di arrivare all'italiano puro, no? E tu che esistia tecnicamente un lessico e una cosa, come Deo, come te me da questa generazione mia, sì. Se ho spesato con Peppino Mereu, con tanti poeti bello, sardi, però un ligio vince autore se uno parla proprio maladito, tipo Bukowski, Henry Miller, Anais Nin, insomma, Marchese de Sade, che l'incono di questo studiato, tu casa. Ma tu sempre preguntare, ma voi, gli autori, sei scrittore sardo spunti casi bigottos, non scrivono mai di questa cosa, pare che in Sardegna proprio questa cosa non si può contare, sicuramente si fa e si fa però non si può contare, ma pensa scusa in italiano, infatti si scrittori sfigati, si scrivono in lingua sarda, e si deve da guerrare ogni lettore, ci guadagna, ma pensa questo in italiano. Insomma, quando deve entrare in certi argomenti, e dunque sì, che una cosa da ostenta. Peppino Mereu ha scritto, scusate questa parola, minca macaca, che è una, come te posso dire, una poesia ci chiama di malattie venere, ecco, Francesco Masala, sì, no, Peppino Mereu è sul romano, sì. Sì, Cecito Masala l'ha scritto, però insomma mancata, e dunque devo pensare sia dopo un interesse mio, ecco, di far entrare su sardo sempre in apposento, in ambienti che non mai entrato, proprio per di salvare questa vita, e sia da vita quando un argomento i altri scrittori se non danno approfondivo bene, ti lasciano da un campo aperto, commenti su campo di ottana, ecco, ti lasciano in un luogo dove tu puoi stare ballare, puoi sbocare, e devo sia in questo romanzo, e sia in questa raccolta dei conti del 2010, poi cominciamo in cui, in realtà, e poi io che la gente di Brasile, dunque sapevo io, e poi non tocca da scaresce mai una cosa, che i spruso ci leggono il libro sono i femmina, e questo uno scrittore non si dovrebbe mai scarescere, guarda, dai 10 ci leggi in un libro 7 punti femmina, giusto Bacchi, e comprano sul libro. Dunque, non fatti di entrare e contare il serottismo, ma devi pensare, devi contare, finché scommettere dopo di bere una femmina, di savarti, di satravarti, e dunque uno dovrebbe allora, finché di studio, di approfondimento, non riuscire se ci si arrenesce, però in genere i personaggi femminili si minanta i lettori che funzionano come psicologia, no? E dunque di questo sono, insomma, contento. Però la questione fondamentale è questa, che questo campo del serottismo non mi sono mai bene marrao, e dunque se lasciava a me mi sorto del marrao, e devo mi da marrao. Non riesco a questo personaggio, essendo maledetto come in testa, è pieno di questa, poi difatti si pappa da buffa, da pippa, non si sciri manco da pippa da veramente. A un certo punto mi pippo e non si sciri manco bene da pippa da. Prendo di tutto questo uffizio, ma a fine questa cosa, isso poi, è un personaggio, devo dire una cosa, me la mangio su di isso, è meda maschilista, Elias de Sanaglia, è come tutti i figli di papà, cosa è maschilista, è un'idea di femmina veramente negativa, e dunque ci si in logo so vince non deve essere, abita da un picciocca, su non proprio mongia, ecco, non funti mongia, fai un altro mestiere, e tutto questo è contato, questa deviazione dei uomini, su caos, su verdimento, quando l'anima dei uomini diventa proprio niente, è sempre bella da contare per uno scrittore, a contare cose di gente onesta, per bene, e cose non si riveranno, non fragili. E lui ha fatto gusto di scrivere pure. Ma questo è un uomo onesto. Pare che sia a molte desidealismo Manuel Gai e non altro attero. Qualche domanda? Mario, t'hanno aggiamato? Se leggende su libero calappoido? No, questa è qualche domanda, qualche suggestione, qualche cosa che devi che ride se di mandare a Peppe? Ti tocca. Bene in noi. No, più che altro mi spieghi da questa cosa, adesso il cristiano
de quando Elias ha lasciato la Bidda e è andato a studiare in città e ha leato la mentalità delle città. Poi quando muove di portare la Bidda, muove di corrente con la vettura Elettrica. Elettrica. Questa è green. E chi ha detto la mentalità della Ida. Questa è una dicotomia che teniamo in meta. Alla fine sono saldo su un gai, no? Quando sei in bidda, stai male in bidda. Quando sei in città, stai male in città. Questo è proprio questo, è puite questo. Puite alla fine, se tu perdi l'identità della Saida, non risulta smatissimo in sudotto questa della città. E dunque questo problema, questo sempre questo conflitto che due tenere in le attie. A volte sa desidentità, sì. A volte sa pensa una cosa che deve provare, a posto dei suoi studi sono trovato in vita, no? E a volte sa pensa posso sbaglio, mi viene la coca, ma chi me l'ha fatto fare? A tre volte spero quando hanno in città una die sul traffico, Buldello, Fiago, gente che ti manda in aria ogni due spassi, no, mica dove abita. E poi te diciamo questa cosa, e non che manca questa soluzione, poi questa fizza che non che sul fatto della lingua. Da un momento quando voi studiando in Tattari, chi una volta in uno si levi, non si hanno avvogliato a fuori, capire che si rende in saldo. Non sono andato in questo si levi, si fa in italiano. E noi abbiamo andato, te di questi clienti che buffano un caffè in Battasa e noi cantiamo. Sono saldo non buffano a me. Sono saldo non buffano a me. Questo è questo fatto. Bene, Peppe, vedi come ti chiedo. Tu sei andato sul babbo di Elias, no? Devo pappagattato su nessi Kimbe personaggio. Ma anche dei veri spunti. Sì, sono dei veri, sarebbe certo, però sono nessi Kimbe, che questo è simbolicoso, chi le ha sul finanziamento, sul sindaco, chi sistema sul fizzo, intellettuale, chi di dotto, chi è su tuttologo, chi tutto dedotto, che poi in Sardegna questa malattia, sono tuttologo, bisogna questo pseudo intellettuale, se chi sono di storia, di linguistica, di archeologia, di musica, cioè che zonare, io sono storico, ha proprio sbagliato sul settore linguistico, è già difficile essere competente in una disciplina, io sono medievista, penso pure, già quando andò a fare questa storia antica tengo qualche problema, invece questo sono enciclopedico, sono scritto. Certo, che questo è il problema del suo finanziamento. Ma non è solo gusto, questo è finza sul fatto che hanno sa visibilità del beste pure. Come è andato, come è scritto finza in questo libro, in questo romanzo, la companza di Elias, che non è cristianato vago. Sì, Manuela. È una femmina che è in carriera. E che, siccome stiamo in questa televisione, deve che è un'altra soluzione. E dunque deve andare a Salfesta a poco conoscere la gente, che alla fine si trova da finza di due, no? In italiano non avevano frequenta i salotti buoni. E in saldo, insomma, tu lo rende il beneficio a questo passaggio. È un personaggio che subito che vabbè, il personaggio sono in America. A me, certo. E poi non andiamo tutto, se no no. No, vengono. Da rispondere. Io può sempre pensare una cosa, che potrebbe essere la prima parte del suo discorso tuo, cioè che i video e i città fanno parte sempre di un sistema e dunque quando funziona questa città di saida ne guadagna, quando i video si producono e andano bene, questa città ne guadagna, dunque secondo me il suo problema in Sardegna non è queste città di video, poi adesso una cosa, storicamente i vidas in Sardegna si fanno prena di gente perché non so ostento, se tu sei uno storico e l'uscisi, ostento due problemi a mano, uno è scalentura della malaria
E secondo i attacchi dell'Al-Qaeda, dei Moros, e dunque sa gente si fuia dai mari, dai città si eseguata. Una volta finito questi due problemi, fu assolutamente una cosa normale, ci sardi è stato tornato a sa costiera e a sa città. Però a parte di questo, secondo me, non vedo questa opposizione tra sa città, anzi, adesso, poi questo personaggio a un certo punto fa tutto un bilancio, si fa in un viaggio, ad ogni ida ci passa questo un pensamento in macchina, no? E questo è certo, quando questo personaggio è tutto, essere in saida sua, e a un certo punto si indacata da saida è sbuidando sia, che non esiste di più saida ci ha conosciuto, questo è uno sentimento, un'idea ci prova tutto sul naso, finché questo ci bisogna biferi in vita, sa? Questo capitolo del suo libro, come voi state pensando seriamente, che non è effettivamente un libro, ma questo è uno dei capitoli che mi risulta che il lettore è piaciuto di più, questo è un capitolo di approfondimento proprio di questo dramma cittadino, non so che sul spopolamento, ed è piaciuto a autore di fare questa metafora, questo passaggio che sul spopolamento di una ida è come quando uno non riesce a suonare a morire, no? E tanto dormi male, ti manca il sonno, ti manca come te il sonno vesta da una vertia, una striscia e ti mancano parti di questa cosa e poi si incrasa. Sì, mancai ti indipesa, andas a treballare, però sei sempre uno vago stontonato, no? Non riesce e i vidas spopolate sfuntiasi, gli si manca qualcuna cosa. E questa letteratura in cui si può essere vedi, può fare una proiezione, perché perde, quando una ida, la gente si indanda da una ida, non è che perde effetti sul presente di questa ida, ma perde se vince se questo ci può di adesso. E tanto io sono da passata in Italia, noi ci viviamo a questo, ci poi si andare in Australia, in cui ha fatto un'azienda, ma ci da sa fatta in noi questa azienda, tanto si fu cogliato, e ha fatto ufficio, se ufficio si hanno fatto, e tanto si immagina che una ida ci non esiste, e nada, a volte questa vita in questa vita sei come puppa, no? Come fantasma, quando ci si sta andando e torna da mancare torna poi a festa, sa prima di è tutto contento, via parenti, sa seconda su proprio canta a su spuntino, sa da sei nata, ma ci faccio, no? Non so uso di questo, e sa gente è tutto dugastia da come te ne, sì vabbè, se sei saida ma non sei, bene si sa di essa festa, ma poi su 25 del mese d'otto santo, quando prova, quando uniata, non ci andiamo su stradone, saida pari morta, non ci sese a di comparsire il problema con noi, no? Decina e tu in casa, tutto questo è un dramma, sì, però a fine tutte cose normali di questa vita pure. Fui leggendo proprio un saggio di uno sondaggista di Trieste, come si do conto, e questo non c'entra nulla con il sondaggio, però questa è questa città di sua, questo Trieste, è una città di prima, quando fu l'impero austriaco, austro-ungarico, fu di supporto dell'impero austro-ungarico sul Mediterraneo e fu di una delle città più importanti di tutta Europa, culturalmente, economicamente. Poi attento, questa disgrazia deve essere a Italia, e in Italia Trieste non è nulla, è una città periferica, ha perduto 70.000 abitanti in 50 anni. E poi una città di 200.000 abitanti di 70 e mezza, e dunque non so, teniamo, a fine dell'800 mi pare di 800.000 abitanti, se cresce su 1,7 milioni. E come se lo perdendo? Poi evidentemente, la gente poi anda da Padua e Suvani, no? Evidentemente in Sardegna attento comunque in su 900, mancai non si lamentava, cioè sa rinascita comunque ha funzionato e un luogo la gente sta aumentata. Come pare di che
ho passato su Cuccuru e stiamo tornando a casa e questa gente si dà. Fonti finza a un certo punto, finza se fenomeni sono normali, si parla da sumanità, su dolore, di perdere questa gente, di perdere i parenti, ne se mancai su babbo e sa mamma il lagro, i figli su il lagro, spicciocco so da voi, fonti vendosi in tutto sul mondo, cioè fai da ria pure uno ci è traumatizzato, e si è andato da Saudi a Castello, questa ora si andano in Australia, in Nuova Zelanda, in Europa, Stati Uniti. Lunata questo personaggio a un certo punto, ma Dio mi pone un problema, se capo la stessa da mia, e quindi si fonte in tutto il mondo girando, come dunque è stato accettato pure questo gioco. No, sono accettato. Mi pare che no, che hanno vinto il antropologo, ci ha contato bene Mario, fanti parte di questo personaggio. Scusate, sapere una parola. Ieri siamo presentato un libro bivisi, no, non tu sei libreria tua. Voglia di restare, este un usaggio economico, politico e sociologico. In noi si narra da chi medal giovano, dai 8 a 39 anni, sono decidenti di tornare a Salbitas, in tutta Italia. A sono logos marginales, che in Salbitas, in questo logos marginales, si sta a mezzo, su beste una comunità, beste una natura, una cultura più bella. E tanto este un fenomeno, sandada, si dorrada, si storia el gai. In su 1300, Mario, come te vini Salbitas? Ispopuladas o piena de gente? Mentre Salbitas hanno serrato, sono moltas. Sì, Pitticas e sono moltas, vinzas. Però la distanza fu minima, se le Salbitas fu più forte. Ogni 3-4 km vivi una etichetta. Ma Sabesta ha fatto serrare e morire metal bidas e queste storie, e tanto siamo in un processo storico. Prego. No, erano in italiano chiaramente. Erano considerazioni rispetto a quello che avete detto sull'erotismo. Probabilmente nessuno ha scritto niente. Pensavano vaghetto, vero? No, mentre... No, probabilmente nessuno ha scritto nulla perché la cultura sarda, la società sarda è molto ingessata da questo punto di vista. Secondo me sì, almeno dalle esperienze di vita che ho fatto io in Sardegna, proprio nel linguaggio è molto più libero. Praticamente nella Sardegna meridionale, nel Sulcis, c'è un linguaggio liberissimo. Invece qui è molto ingessato, e così ed è la stessa cosa, sempre legata alla questione del coro, no? Mentre in tutte le altre regioni ci sono canzoni di lotta femminili, in Sardegna non esiste. E io ho pensato probabilmente perché non ci sono donne che hanno lavorato in fabbrica, eccetera. Però effettivamente nel Sulcis c'erano le donne che lavoravano in miniera, però non c'è traccia di canti di lotta femminili in Sardegna. Ecco, questo era solo questa considerazione. Punto. Amore esti stima, no amore, stima. Stima per questo popolo, questi intellettuali si sta amore, come in ogni cultura europea occidentale. Dunque andava bene tutte e due. Sapeva grande poesia sarda, per uso popolare e per uso forte, non posso riposare, e suonare da tamo, non è che da ti stimo. Questo è un italianismo, Questo è un intellettuale. No, questo è un classicismo, in ogni cultura, ragazzi. Questo pure è un antropologismo di superiorità. Cioè, questa cultura inferiore è sempre curiosa, non gli manca sempre una cosa, invece questa cultura normale tiene tutto. E non so tenere tutto. No, il gai, ma fai dare in spagnolo pure questo concetto te quiero, ma pensa se il concetto di amore esiste in questa cultura spagnola. Piuttosto è proprio, fonti due a livello sono diverso, lo registrano.
Ma chi siamo un poco più ingessato su questo, un pagizzetto è il vero. Tu abbai da su ballo saldo come te tutto esatto su del mondo normale. Ma su ballo saldo vi uguali, sai esatto, se lui è sudonto, intelligente, sa femmina libera, sa femmina cappia, cioè ognuno, tu stai in Sardegna tenere tutto suo campionato. Abbai da su ballo cubano, come te stai libero, come te sa gente si muove su colpo. Noi si vimisi, primo, no come, più su rigido, sovrimoso, caso ballo vi cussu. Ma questo è un ballo, ma questo è un ballo folclorizzato, cioè è una cosa. Andasi in discoteca, i femmine sarde si abbaddano come tutto esatto da tutto sul mondo. Non è che andano in discoteca. Siamo globalizzato. Cioè di volente italo disco, e tu vai su ballo usato con no, ma mi si fai dente come te vidi primo, che vidi un poco più problematico a fai dare detto stemma. Secondo me no. Effetti sa mirata questa, sa mirata di Casteglia, sa Sardegna come un luogo strano. C'è questa mirata descolorizzata che andare a ribanta e bianti indiani sono con i sperlianti e sperlinas. E auspicavo come sardo sa mirata dei satri e si castiavo con i socchi dei satri. E dunque sapevo cosa strana, invece fuori di normali, sì. Normali. E come te quando, cioè, David Eber Lawrence, c'è uno scrittore che a me mi piace pure, perché se ha scritto questa Sardegna non è manco un vero mela, non è manco un leggio. Anzi, se sono andato su, sono stato più fortunato. In confronto con altro scrittore, se c'è andato scritto male messa. A un certo punto questo viene a lettorina e anda da Mandas a Sorgono, no? A un certo punto Arzan, non mi ricordo dove c'è Arzan, c'è in Sorgono, in Meana, Arzan da questo pastores. Fuori ne sanno arrivati ne sanno binti, non Lorenz. E da questo spastore ci fuori in monte, vai cica deita, e fuori in vestiti in costumi come te, brava, spillo fuori in de moda, senza esprimere. E Lorenz scrive in oggi in Sardegna c'è gente che non ha mai conosciuto manco a Gesù Cristo, questo spari in tiarestese come in vera, cioè, ma scusa, ma vita, ci fu andato in monte della Scozia nel 1920, dove si andava nelle Highlands e pica su una lettorina delle Highlands, andasi in mezzo e dico, ma come te piantessi pastore se su 1920? Certo, ci andasi invece in su stradone delle unità normali o in città, in castelli o in tate, questa gente borghese normale, ci non si dice che è su strano. Cioè, come quando tu andasi in Africa, il Mal d'Africa, gli Zulu, fieri, popoli orgogliosi, e cose ci sono da collunare. Questo è un colonialismo culturale, ma questa differenza con un altro luogo è questa che a noi sono accettato e si anda bene. Questa cosa a noi non si interessa da parlare di sardo, noi sono le usesse, noi italiani sono dei sardi. Questa si pare che sia sprostoco, cioè se italiano, questa sardo si pare che sia una cosa di ruspago. Scusa, non è contro Sattina, no, è contro questo scimpro di Virgilio De Sanari sul babbo di Elia. Contro il specialismo sardo, che noi siamo più bello, tutto è nascito in noghe, oppure sul feniccio non sarà tutto tutto. Questo è folklore, insomma, abbiamo suonato. Su fai parte del colonialismo è la forma dell'assimilazionismo, cioè l'assimilazionismo si fa proprio in questa maniera, perché lui non si usa mai legge Fanon, I Danati della Terra, un classico degli anni 60 della rivolta algerina. Gli algerinos, quando si fonte ribellano contro i francesi, sì, sono teniendo proprio un problema psichiatrico, perché io sono pensando ad essere francese, e invece andando in Francia e comprendendo che fuori in algerino, e tanto cioè la gente ci sta malaidata per questo, proprio Fanon fa di un'analisi psichiatrica, e non so. Spero di non sentirci dai, se che usa dormire, da parlare di dormire, ci sentisci dai, se comprendevo questa malattia psichiatrica ci sta, è peso, ma hanno due comprendere. A te la questione? Però anche sul libro deve essere una medicina giusta, nell'ultima pagina. Dai, tanto grazie a Pepe Corongiu, leggite su Libero, in cui agattate su Libero, e
Duncasa, Dai, che buona si deve serata. per fare questa gerronata pure. Dai sfatto nelle podebate, Sardauli. Grazie a tutti.